Buongiorno e bentrovati in diretta su shritalia.com, il nostro canale di informazione e aggiornamento che abbiamo attivato da ormai più di un anno. Come ogni giorno ci troviamo in diretta alle 12 per analizzare insieme tutte le novità, gli approfondimenti e le curiosità dal mondo del lavoro. In chiusura poi una sorpresa dal nostro magazine Laborability. Iniziamo quindi subito dalle notizie dell'ultima ora. Covid, no vax sospesi a Belluno. Sta facendo molto rumore in queste ore l'ordinanza del Tribunale di Belluno di venerdì scorso, 19 marzo 2021, con la quale è stato deciso che è giusto sospendere dal lavoro, quindi mettere in ferie forzate, gli operatori sanitari che rifiutano, quindi dipendenti che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid. Ne stanno parlando le radio, i telegiornali, gli esperti del settore da più parti stanno commentando questa pronuncia. E perché lo stanno facendo? Perché di fatto si tratta della prima pronuncia da parte di un tribunale su quello che è un tema molto sensibile in questo periodo, cioè l'obbligo di vaccinarsi e le conseguenze in capo a quel dipendente o quei dipendenti, come nel caso di specie, che decidano di rifiutare il vaccino. Vediamo quindi, nel caso di specie, analizziamolo insieme questa ordinanza del Tribunale di Belluno. Il caso era quello di 10 operatori di due diverse case di riposo che a febbraio non si erano sottoposti, avevano rifiutato la somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid e per questo erano stati messi il giorno dopo in ferie forzate dalla direzione delle due RSA e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Il medico competente quindi aveva dichiarato questi sanitari, in realtà erano 2 infermieri e 8 OS, inidonei al servizio, permettendo così che venissero allontanati dalle loro attività senza stipendio, data l'impossibilità di svolgere il loro lavoro. In realtà, e questo è un punto che va chiarito, i lavoratori non sono stati sospesi senza stipendio, sono stati posti in ferie forzate. Quindi hanno fatto ricorso per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza al Tribunale di Belluno proprio per essere reintegrati sul posto di lavoro. Il giudice tuttavia ha respinto la richiesta avanzata dai 10 operatori sociosanitari di essere reintegrati nel posto di lavoro e ha dato ragione quindi alle 2 case di riposo. Perché è importante questa ordinanza? Perché il punto su cui poggia tutta l'ordinanza è il dovere di sicurezza del datore di lavoro, quindi l'articolo 2087 del Codice Civile, e nel provvedimento si osserva appunto come è ormai notorio che il vaccino costituisca una misura idonea a tutelare l'integrità e la salute degli individui ai quali è somministrato, in particolare i primi che hanno ricevuto il vaccino sono gli operatori sanitari e quindi considerato che questi lavoratori e i lavoratori ricorrenti sono impiegati, dice l'ordinanza, in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro con il conseguente rischio di essere contagiati, il Tribunale ritiene che la loro permanenza in servizio comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell'obbligo di sicurezza. Pertanto, secondo il Tribunale di Belluno, il datore di lavoro ha agito correttamente e quindi ha adempiuto quello che era un proprio dovere. Come detto, l'obbligo di vaccinarsi è un tema molto sensibile e quindi vi invito a seguire il webinar di oggi alle 3 con Elisa Pavanello e Carla Ghiti, dove analizzeremo in profondità questa ordinanza del Tribunale di Belluno, parleremo di sicurezza in azienda e quindi di quel dovere di cui accennavo poc'anzi del 2087 del codice, dell'articolo 2087 del Codice Civile, parleremo anche di protezione dei dati, se per esempio le aziende possono o meno tenere un registro con tutti i dipendenti che si siano o meno vaccinati e vedremo insieme quali possono essere le conseguenze di un rifiuto alla somministrazione del vaccino anti-Covid.
Continuiamo, cambiamo argomento, contratto di espansione, ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel webinar di ieri con Simone Cocchetto. Il governo adesso sta pensando addirittura di rifinanziare lo strumento di gestione di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e di estenderlo anche su impulso da parte di Confindustria alle imprese che abbiano anche un numero minore di dipendenti, quindi si ragiona se fino a 100 o 150 dipendenti con una dote aggiuntiva tra i 600 e gli 800 milioni. Ricordiamo che adesso i limiti sono di 250 dipendenti per lo scivolo pensionistico e 500 per il trattamento di cassa integrazione straordinaria, quindi la CIGS. Sostegni. Domande al via dal 30 marzo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha detto che dall'8 aprile partiranno i bonifici per i sostegni alle partite IVA colpite dagli effetti del Covid, quindi l'Agenzia delle Entrate ha già riavviato la macchina dei ristori, le domande potranno essere presentate telematicamente da martedì 30 marzo. È importante sottolineare che non ci sarà un click day e questo per due ordini di motivi, perché le richieste potranno essere inviate in 60 giorni e quindi fino al 28 maggio 2021 e comunque perché sono stati stanziati 11 miliardi di euro per aiutare le partite IVA per l'appunto colpite dagli effetti economici negativi della pandemia. Tracciabilità della retribuzione e accertamento ispettivo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro torna in una nota, la nota numero 473 del 2021, ad occuparsi di obbligo di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili e del conseguente, del connesso obbligo in capo al datore di lavoro di conservare tutta quella documentazione in grado di comprovare la regolarità del pagamento. Cosa ci dice l'INL? Ci dice che in sede di verifica ispettiva da parte degli enti preposti non sarà sufficiente che sia esibita una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti o comunque in modalità conformi a quanto previsto dalla legge, ma sarà necessario esibire la documentazione, come detto, comprovante la regolarità del pagamento. Indennità Covid a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive. Diamo notizia anche di un messaggio, il 1025 del 10 marzo scorso, da parte dell'INPS che fornisce alcune indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti di indennità Covid. Si parla delle indennità Covid previste dal decreto Cura Italia a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive. Dicevo, l'INPS richiama un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si è espresso per l'appunto in ordine alle indennità di quegli articoli dal 27 al 30 e il 38 del DL Cura Italia, ritenendo che queste indennità siano incompatibili con le indennità già percepite dai parlamentari, da consiglieri regionali e da soggetti con mandati elettorali o incarichi politici e per tale effetto l'Istituto ha quindi avviato delle azioni di recupero di queste indennità percepite da questi soggetti titolari di cariche elettive. Diamo nota anche di una sentenza della Corte di Cassazione molto interessante del 9 marzo ultimo scorso sulla sopravvenuta inidoneità fisica e disabilità. Il licenziamento, ci dice la Cassazione, del lavoratore divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni in precedenza svolte è illegittimo se il datore di lavoro non rispetta l'obbligo di trovare dei ragionevoli accomodamenti come previsti dall'articolo 3,3 bis del decreto legislativo 216 del 2003. Quindi il datore di lavoro deve trovare questi ragionevoli accomodamenti anche quando questa adozione di queste misure finirebbe per di fatto incidere su quella che è l'organizzazione dell'azienda. La sentenza è la numero 6497 e la Cassazione quindi chiarisce che non è sufficiente per il datore di lavoro allegare e provare la mancanza in azienda di posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore inidoneo, ma è altresì necessario dare dimostrazione del fatto che assegnare questo lavoratore ad un'altra mansione sarebbe per esempio per l'azienda troppo oneroso anche per quanto riguarda la formazione oppure perché lederebbe l'interesse degli altri dipendenti.
Infine, Deliveroo bonus per i rider. Deliveroo fa sapere che avranno diritto ad un premio tutti i rider, compresi quindi quelli italiani, che hanno consegnato più di 2000 ordini, che hanno completato il primo ordine più di un anno fa e che hanno consegnato almeno un ordine nei 90 giorni precedenti il 4 marzo. In base al numero degli ordini, quindi in base allo scaglione di ordini completati, avranno diritto a ricevere fino a 10.000 sterline, quindi da un massimo di 11.600 euro per poi passare a 1.160 euro, 580, 230 euro. Si calcola comunque che l'assegno medio dovrebbe essere intorno alle 440 sterline, quindi circa 510 euro. I webinar della settimana, come detto, non perdetevi l'incontro di oggi alle 3 con le colleghe Elisa Pavanello e Carla Ghitti. Si parlerà degli obblighi di vaccinazione, come detto, della gestione della privacy, della sicurezza in azienda. Si andrà in profondità sull'ordinanza del Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021, quindi cosa fare, cosa può fare il datore di lavoro quando un proprio dipendente o più dipendenti, come nel caso trattato dal Tribunale di Belluno, rifiutino la somministrazione del vaccino. Domani invece spazio alla seconda lezione della masterclass tenuta da Gianluca Spolverato sui 5 temi del diritto del lavoro. La lezione di domani avrà come tema la flessibilità nell'impiego dei lavoratori. Vi avevo detto che c'era una sorpresa finale ed eccola qui, è online il nuovo sito laborability.com, vi invitiamo quindi a cliccare sul sito del nostro magazine che si rinnova, una nuova veste grafica, molte più notizie sul mondo del lavoro, quindi aumentano anche le sezioni tradizionali, si aggiunge lo spazio Mondo HR dedicato a chi si occupa di risorse umane e agli HR lovers, quindi tante curiosità, tante notizie sul mondo del lavoro e la possibilità di essere sempre aggiornati e la possibilità anche di approfondire tutti quelli che sono i temi che riguardano il mondo del lavoro. Siamo arrivati alla fine anche oggi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a tornare a vedere il TG domani alle 12, sempre in diretta su shritalia.com.